Siamo giunti alla sesta corsa dall'Arcoveggio, un confronto per femmine di 3 anni, 1660 metri, 8 al via, dama di corte, DDF, Dea Light, Diamante Trio, Ludovica Jet, Dina Valde, in seconda linea Daki Baba, Delias. I favori per Delias in chiusura sulla debuttante DDF. Macchina che stacca con tentativo subito di Diamante Trio di assumere l'iniziativa. All'esterno è veloce però anche Ludovica Jet, i due in lotta all'attacco della piegata, con Diamante Trio che respinge l'avversaria, la costringe a sistemarsi in schiena, mentre in terza posizione segue Dama di Corte. 200 iniziali in 15, quindi dietro DDF che rimane a centro gruppo. E siamo al completamento dei 400 con l'allievo di Marco Stefani che guida 31,8 per il quarto iniziale, con leader quindi Diamante Trio nei confronti di Ludovica Jet, Dama di Corte, ancora DDF che accenna a spostare all'esterno, infilata da Dea Light, subisce però l'anticipo di DDF da parte di Dama di Corte, e Dama di Corte che progredisce percorsi esterne dopo i primi 600 e al giro avvicina il battistrada Diamante Trio. 1-4-1 il passaggio agli 800, seconda posizione alla corda per Ludovica Jet e DDF per corsie esterne, e via via le altre in identica sistemazione. Intanto se n'è andato 1 chilometro in 1:23 e siamo ora a poco più di 500 dal palo quando scatta DDF. Viene via con decisione l'allieva di Walter Zanetti, che si porta all'attacco di Diamante Trio dopo aver superato Dama di Corte. Diamante Trio cerca di respingere DDF mentre avanza all'esterno anche Delias. Lungo la corda è Ludovica Jet, ingresso in retta d'arrivo con ancora una lunghezza di vantaggio per Diamante Trio. Insiste però DDF che attacca ai 100 finali, avvicina Diamante Trio che si difende. Diamante Trio però fin sul palo controlla DDF mentre Delias conquista la terza piazza. 1:17,7 con 29,4 a chiudere, e bel primo piano per Diamante Trio che conferma così i progressi dell'ultima uscita e vince in percorso di testa contro la debuttante DDF che corre comunque molto bene dopo una qualifica lontana comunque nel tempo ma molto valida in 1:15,9. Oggi DDF debutta con un buon secondo posto. La vittoria invece per Diamante Trio, Marco Stefani che raddoppia in giornata. La vittoria quindi per Marco Stefani, il training di Marco Azzaroni, scuderia Trio.